L'associazione Speranza al Lavoro nasce allo scopo di rompere il silenzio e la solitudine in cui sono immerse tante vittime dell'indifferenza verso il lavoro, assieme alle loro famiglie. Così Laura Tamiozzo, figlia di un imprenditore suicida, ha aperto l'incontro in cui si sanciva la nascita dell'associazione di parenti di persone vittime della crisi. Un pool di psicologi e un numero verde sarà a disposizione di chi si trova a vivere un momento così drammatico, nella speranza di evitare altri gesti estremi. All'incontro, sottotitolato "L'indifferenza si muore", ha partecipato anche Flavia Schiavon, figlia di Giovanni, suicida il 14 dicembre scorso. Le persone che hanno creato questa associazione di volontariato, voglio sottolineare che l'hanno costituita non di certo per apparire come dei supereroi, ma solo per tendere una mano a chi è in difficoltà e che magari stanno pensando ad un gesto estremo. Basta con questa strage. 34 gli imprenditori e gli artigiani suicidi nel Veneto dal maggio del 2009, 9 dall'inizio dell'anno a oggi. Roberto Basso, meccanico a Noventa di Piave che conosceva Ivano Polita, morto il 31 marzo, chiede provvedimenti per chi non riceve i pagamenti. E anche in caso non vengano pagati i nostri soldi, il lavoro che abbiamo fatto, qualcuno ci tutelasse, ma qui non c'è nessuno che ci tutela purtroppo. Giuliano Brussolo, carrozziere, a sua volta conoscente di Polita, parla dell'associazione. È un segnale che danno forse al governo, se riescono al governo a recepirlo, però non lo so. A San Donà di Piave Luca Pavanetto, avvocato dell'Adusbef e di SOS Italia, vede con favore la nascita dell'associazione. Bisogna lottare giorno per giorno e essere forti perché i diritti anche dei singoli e dei deboli vengono riconosciuti. Il presidente della regione non fa differenze se a non pagare sono i privati o il pubblico. Dobbiamo pensare a tutti coloro che non pagano i loro debiti, perché imprenditori che non pagano le fatture ad altri imprenditori sono responsabili di quello che sta accadendo, come lo sono gli enti pubblici quando non pagano. A questo punto per Zaia serve un'azione di moralizzazione. Bisogna che ci sia anche un'opera di moralizzazione sul territorio e pensare che quando si fa un debito va pagato.